3 luglio fino all'8 agosto ormai ci siamo verso Tokyo 2020, restiamo al numero che sarebbe stato associato appunto a Tokyo per queste Olimpiadi nonostante l'anno in più dovuto al Covid. Grazie per l'ospitalità ad Alessandra Salvatore e Daniele Micheluz questa sera a Elettroshock per parlare appunto di Olimpiadi e soprattutto di questo Friuli Venezia Giulia a 5 cerchi con una folta delegazione olimpica, come scopriremo con le interviste che abbiamo realizzato con gli atleti che parteciperanno, ma non solo con gli atleti, e con il presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Subito con dei numeri importanti che sono in continuità con quanto visto nel precedente appuntamento olimpico. Friuli Venezia Giulia, che è la regione più sportiva o più olimpica d'Italia. Diciamo che in percentuale rispetto agli abitanti è facile fare ovviamente la divisione, siamo se non una delle prime regioni in termini di ragazzi e ragazze che vanno alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi rispetto agli abitanti. Se pensiamo che abbiamo 384 atleti che vanno alle Olimpiadi, dividiamo per 60 che sono i milioni di abitanti, noi che ne abbiamo circa 1.200.000 dovremmo avere media nazionale 6-7 atleti, ne portiamo questa volta 17, oltre ai tecnici, agli arbitri di cui parleremo dopo, sì. Quindi abbiamo una percentuale molto superiore alla media nazionale. Conosceremo appunto le varie sfaccettature anche di tutta la delegazione della nostra regione a Tokyo 2020, sarà poi la volta anche delle Paralimpiadi a Tokyo. 5 anni fa a Rio ha già assaggiato il sapore di una medaglia olimpica di bronzo. Giada Rossi, atleta di punta della nazionale di tennis tavolo paralimpico. Ciao Giada, buonasera, ben trovata. Grazie, buonasera. Ciao Giada. Grazie dell'invito. Per te la partenza non è così imminente come per gli atleti che conosceremo e che andremo a sentire tra poco, ma insomma credo che l'attesa sia già alta. Con quale emozione, esordienti o no, i 5 cerchi sono sempre meravigliosi. L'emozione è sempre molto grande e molto bella. A me mancherà appunto ancora un mese circa e sono infatti molto curiosa anche di vedere come saranno le Olimpiadi per avere diciamo qualche spoiler della situazione che andremo poi a vivere ad agosto, però l'emozione è tanta e più ci avviciniamo e più l'adrenalina sale. Sarà qualcosa di completamente diverso insomma da quello che hai già conosciuto in questo senso, insomma hai potuto assaggiare le Olimpiadi anche con l'atmosfera di festa. Questa volta sarà diverso, ma è comunque una ripartenza e quindi questo sapore positivo c'è, credo. Assolutamente, è sicuramente appunto una ripartenza, poi dobbiamo sempre ricordarci che andiamo lì per gareggiare e comunque per mettere in atto tutto quello che negli anni abbiamo preparato. Sicuramente non sarà una Paralimpiade come siamo abituati a viverla, ma l'emozione sportiva e lo sport ci darà quella molla per appunto ripartire e per far sì che l'Olimpiade sia lo sport e la Paralimpiade sia lo sport a trionfare, ecco. Chi parte con una medaglia al collo già conquistata ha qualche attenzione in più, insomma è inevitabile che io ti chieda quali sono le tue ambizioni. L'ambizione è sicuramente alta e c'è la voglia di rivivere tutte le emozioni vissute a Rio. Un po' per scaramanzia, bravo. Non voglio diciamo espormi tanto o dire qual è l'obiettivo, ma la voglia di fare il massimo possibile c'è e pipoi vedremo e ne riparleremo quando torniamo e vedremo dove siamo arrivati, ecco. Grazie, allora ti lasciamo nei prossimi giorni poi ultimare i dettagli della tua preparazione, ti mandiamo già un grosso in bocca al lupo, avremo modo comunque di risentirci. Grazie Giada Rossi per essere stata con noi. Ciao. Grazie, alla prossima, grazie mille. E così insomma ci siamo proiettate anche già un po' più avanti, certo. Poi grazie alla lista che mi ha fornito, aggiornata appunto, oltre a Giada Rossi ci sono Matteo Parenzan, sempre nel tennis tavolo, nel ciclismo Andrea Tarlao, Michele Pittacolo, Katia Aire e Federico Mestroni, e nel nuoto c'è Giorgia Marchi. Questo per quanto riguarda un aggiornamento a oggi
quanto riguarda le Sì, Paralimpiadi. perché evidentemente le Paralimpiadi sono ancora un poco lontane e quindi la rappresentativa si sta costruendo. Mi piace ricordare a Giada e a tutti noi, insomma, che la responsabile dello staff medico delle Paralimpiadi per l'Italia è una dottoressa del Gervasuta di Udine. E poi la conosceremo, perché grazie a questa segnalazione che ci ha grande fatto, orgoglio insomma, per questo. siamo andati a sondare anche da quel punto di vista lì come si arriva alle Olimpiadi e come le si vivono. Ci arriveremo nel corso di questa trasmissione. Voglio cominciare dall'atleta che vedremo adesso, perché ne parlavamo, insomma, se non fosse stato per il fatto che gareggia immediatamente vicino alla cerimonia di apertura, poteva essere una seria candidata ad essere il portabandiera. Sto parlando di Chiara Cainero. Sappiamo che chi gareggia troppo vicino alla cerimonia di apertura non è eleggibile per questo ruolo, ma deve concentrarsi, eccetera. Credo che, insomma, se lo meritasse. È alla 5ª Olimpiade, ancora con tanta voglia di fare bene. Ci arriva da vice campionessa in carica, l'abbiamo incontrata a Porpetto. Sicuramente una sensazione positiva, perché è un'Olimpiade che aspettiamo con un anno di ritardo, quindi la voglia c'è, la determinazione c'è, ci siamo allenati molto. È stato un quadriennio più uno, perché alla fine sono 5 anni particolari, siamo stati fermi come penso in tutto il mondo 19 mesi prima di fare una gara internazionale, quindi è stato faticoso ripartire. Siamo ripartiti con le precauzioni del caso. Sarà comunque un'Olimpiade secondo me di alto livello, perché gli atleti comunque hanno continuato ad allenarsi, a prepararsi, e come sempre bisognerà andare lì e fare il massimo. Ho avuto uno stop di un mese, più o meno, un mese e 20 giorni. Non sono stata tra quegli diciamo, non sono andata in ospedale col Covid, l'ho curato da casa, è stata dura, però devo dire la verità che il Friuli non abbandona i pazienti, sono stata veramente coccolata, ma non perché sono io, c'è la protezione civile del mio comune, telefonavo ogni giorno, il medico di base telefonava ogni giorno. Che non ci sarà pubblico. Ma sicuramente a me cambia che non ci sarà la mia famiglia, quindi questo è quello che per me, sì, mi fa un po' più così. Sarà un'Olimpiade sicuramente sottotono, perché non avendo il pubblico e non avendo persone che ti guardano e che fanno il tifo, per noi sarà strano, perché comunque l'Olimpiade è veramente l'unica gara dove abbiamo un folto pubblico. Mi ricordo ancora l'esultanza del CONI quando abbiamo fatto medaglia io e Diana, e quindi questo sì mancherà, però ripeto, l'obiettivo per noi sarà quello di andare, di fare il massimo, poi in caso di medaglia si festeggerà a casa. Ti hanno preparato qualcosa? Ti metteranno dentro qualcosina per sentire meno la nostalgia? Ma mio figlio mi ha fatto qualcosina, mi ha preparato un portachiavi da attaccare allo zaino, dei disegni, qualcosa lo porterò. Purtroppo non si può portare alimenti, quindi il sandaniere non lo posso portare, ma la macchina del caffè, il caffè lo porterò. Che augurio ti fai per questa Olimpiade? Ma mi auguro di viverla in serenità, mi auguro che vada tutto bene, mi auguro di non contagiarmi. Avremo sicuramente il massimo grado di tutela per noi stessi, come penso tutti gli atleti che entreranno al villaggio olimpico. La vita sarà campo di tiro e villaggio olimpico, quindi io credo che il Giappone ci stupirà, secondo me. Ti senti un po' la capitana di questo gruppo, e cosa dici al resto del gruppo che parteciperà anche con tanti esordienti a Tokyo? Ma gli dico di viversi quelle giornate dal momento della partenza al momento della ripartenza, sia che la gara vada bene, sia che la gara vada meno bene, è comunque un'esperienza unica e va goduta dal primo all'ultimo istante. Mi sento sì, sicuramente quella con più anni alle spalle, con più Olimpiadi fatte, e gli auguro appunto di viversi questo sogno al meglio possibile. È la capitana, cioè se assegniamo una bandiera del Friuli, idealmente una portabandiera del Friuli, lo diamo a lei, senza doverla togliere agli altri. 5 Olimpiadi non sono poche. Tokyo ci stupirà, ha detto Chiara Cainero, relativamente. Insomma, ci sono tante attese, tanti dubbi, tante paure. Poi una volta che si partirà, anche curiosità per capire poi effettivamente come si riuscirà. Beh, noi abbiamo vissuto in quest'anno diversi sport a livello nazionale e anche internazionale senza pubblico. Si sperava che almeno le Olimpiadi potessero averlo, tra l'altro era già deciso che potevano essere solo giapponesi, non potevano essere stranieri a vedere queste Olimpiadi. Adesso le autorità hanno scelto questa strada evidentemente per ragioni di sicurezza, i ragazzi e le ragazze vivranno in una bolla assoluta e quindi sono sicuro
che saranno protette 100% da questo punto di vista e dovranno trovare dentro se stessi, vedendo gli avversari, la forza e anche quello stimolo che gli mancherà non avendo pubblico alle spalle. So che lo sport senza pubblico è un'altra roba, come dico io in bisiaccheria. Sentiremo poi Francesca Genzo che dice sì, è vero, mancherà, in un certo senso abbiamo vissuto alcune gare, forse dal punto di vista della concentrazione magari potrà darti qualcosa, chiaro che chi è giovane dice ci saranno altre occasioni per rifarsi, chi le ha già vissute, ha già provato cosa vogliono dire le Olimpiadi. Vabbè, facciamo gli auguri a Chiara di fare ancora una sesta Olimpiadi, dai. Assolutamente, no, dico, ma nel senso l'atmosfera l'ha provata, poi chiaramente lunga vita alla regina, direi, assolutamente. Esattamente. Per questo che tutti abbiamo chiesto che cosa vi porterete, no? Perché comunque a maggior ragione ci sarà bisogno di qualcosa che richiami a un legame. Sarà la prima Olimpiade per Alexandra Giurgiuculese, per lei è stato un arrivo molto sofferto perché si era qualificata l'anno scorso, poi tutto è stato rimesso in discussione al fotofinish, anche lei ha dovuto combattere col Covid in maniera anche importante, ci ha raccontato tutto, sentiamolo. Il fatto che già si fossero spostate le Olimpiadi è stata una batosta abbastanza pesante, ma poi anche il fatto quest'anno, insomma, di essermi presa il virus non è stato bello, anche perché io l'ho preso molto pesante e quindi mi sono dovuta fermare dall'attività proprio un mese e mezzo, perdi un po' di muscolatura, perdi il maneggio, perdi tantissime cose. È stata una fatica immensa, però non mi sono buttata giù e ci ho sempre creduto e ci ho sempre lavorato sodo. E infatti, Tokyo. Quindi sono molto contenta e orgogliosa di me stessa perché davvero tantissime persone mi davano per persa, mi dicevano che, che l'Alexandra di prima ormai è scomparsa, quindi mi dicevano vabbè, tanto ormai tu hai finito la tua carriera, cioè la federazione o comunque Maccarani o chi ci stava, hanno sempre creduto in me, infatti le ringrazio moltissimo perché mi hanno aiutata moltissimo. Mi sono state vicine, qualsiasi cosa io avessi avuto bisogno, loro erano sempre lì pronte ad aiutarmi. Invece altre persone di cui io non voglio fare nomi, non voglio dire nulla, però sono state davvero crudeli. Diciamo che il fatto di essere stata positiva così tanto mi ha buttata giù, poi quando sono ritornata e non riuscivo a fare quello che facevo prima e facevo tantissima fatica, mi ha veramente distrutto. C'è stato il mio fidanzato, Alessandro Stella, grazie a lui che sono riuscita così tanto a credere in me, perché lui mi ha dato la forza per andare avanti, migliorarmi e non mollare proprio, mai. Io al momento sono molto meglio di come ero l'anno scorso, prima delle Olimpiadi, quindi non solo sono riuscita a recuperare il 100%, ma sono anche più forte. Quindi in realtà ho già recuperato. Adesso devo solo essere focus all'obiettivo, concentrata e devo essere tranquilla, libera, devo andare lì, divertirmi, cercare di prendere questa gara come una bellissima esperienza e ovviamente far vedere che ci so fare e basta, in tranquillità proprio. Parlava di Alessandro Stella, schermidore, sempre aso, insomma, una storia d'amore tra sportivi. Si è tolta qualche sassolino, Alexandra? Sì, io non conosco la sua Però storia. la sentiamo carica. Com'è? La sentiamo bella carica e carica. anche mi fa piacere che abbia detto che si sente più in forma di un anno fa. Questo io l'avevo detto quando sono state spostate le Olimpiadi. Sarà qualche atleta che soffrirà molto perché gli mancava, si è preparato 4 anni, poi ha dovuto spostare tutto, riprendere, poi se qualcuno come la ragazza si è presa anche il virus, evidentemente deve aver passato momenti brutti. Comunque brava da aver reagito così come abbiamo sentito. Ci ha raccontato davvero una bella storia, direzione quindi anche di un bel approccio a queste Olimpiadi. In bocca al lupo ad Alexandra e a tutti gli altri atleti che conosceremo tra pochissimo dopo la pubblicità.
Non solo atleti, dal Friuli Venezia Giulia anche arbitri, giudici di gara, ci sarà Elisabetta Frattini per quanto riguarda le arti marziali, ci sarà Fabio Bolcic nel canottaggio, nella pallavolo ci sarà Daniele Rapisarda. L'abbiamo incontrato, ci ha raccontato come si arriva alle Olimpiadi da arbitro, lui che ha già una carriera internazionale, insomma, importantissima. Dopo una lunga attesa, perché in realtà a me la designazione è arrivata a fine gennaio dell'anno scorso. Andare a Tokyo vuol dire il coronamento di una carriera, di un sogno, perché quando si inizia le Olimpiadi sono per tutti il traguardo ideale, irraggiungibile alla fine, perché uno pensa che chissà, ne va ogni 4 anni, ne va forse uno, figurati. E invece in questo caso parrebbe vero, dico parrebbe perché alla fine dal 30 gennaio che mi è arrivato mi pare di 29-30 di gennaio del 2020 ad adesso è passato 1 anno e mezzo, eravamo in 20 all'inizio, poi siamo diventati in 16, quindi ne hanno tolti 4, e poi ne hanno raggiunto 1, siamo 17 adesso. Quindi anche lì tutte le volte è stato abbastanza sofferta. La Federazione Mondiale sceglie un numero di arbitri congruo rispetto alle partite che si giocheranno, e poi fa una selezione su quelli che sono gli arbitri mondiali. Hai un percorso, ti accorgi di essere al centro della loro attenzione. Io ho fatto 2 mondiali, prima ho fatto un mondiale Under 23, poi ho fatto la World Cup, che è il torneo che viene giocato ogni 4 anni, che qualifica le squadre, alcune 2 squadre per le Olimpiadi. Ho fatto gli spareggi nel 2016 in Africa e nel 2020 in Europa. Io arrivo agli appuntamenti clou generalmente abbastanza freddo, no. Con l'esperienza impari a gestire questa tensione e a far sì che sia una tensione positiva, non una tensione negativa che ti blocca o che ti rende semi-isterico. Quando inizia la partita, prima senti che la partita è importante, poi nel momento in cui inizia, autorizzi il primo servizio, almeno nel mio caso, si resetta tutto. Nel caso di questi tipi di tornei, sono tornei particolarmente logoranti, non solo per i giocatori, che giocano molte partite ravvicinate, ma anche per gli arbitri, con la differenza che i giocatori hanno un giorno sì, un giorno no, gli arbitri arbitrano tendenzialmente tutti i giorni, con qualche giorno di pausa, ma una ventina di giorni così sono pesanti, perché poi c'è il trasporto dall'albergo al palazzetto, l'attesa. Quest'anno ci saranno anche una serie di test per il Covid, immagino, che allungheranno un po' i tempi di impegno, per cui è veramente bisogna anche gestirsi fisicamente, paradossalmente anche noi, sonno, alimentazione, idratazione eccetera, e psicologicamente. La valigia è già fatta? Ho chiesto a tutti, No. c'è qualcosa di particolare che metti in No. valigia? La valigia non è fatta, c'è la lista, è un po' per generale scaramanzia, la valigia si fa non prima di 24 ore prima di partire. Ho i calzetti con cui arbitro, che ovviamente lavati, ma sono sempre quei 3, che poi ciclicamente lavo, e ognuno ha le sue scaramanzie. Altro personaggio di livello, insomma una carriera internazionale importante. Certo che insomma, gli atleti quest'anno faranno un mordi e fuggi perché arriveranno, faranno la gara e dovranno ripartire. Per lui invece tutto il torneo olimpico ci ha raccontato di quanto sia impegnativo proprio mantenere una concentrazione mentale per così tanto tempo. Anche perché non sa quante gare dirigerà. Designazioni quindi... poi di giorno in giorno, gruppo WhatsApp, cioè davvero un'avventura particolare quella che ci ha raccontato. Andiamo avanti con gli atleti e passiamo adesso all'atletica, perché andiamo a conoscere per i 100 ostacoli Elisa Maria Di Lazzaro. Sono emozionatissima. È stata veramente difficile arrivare fino a qui. Non è che è iniziato in questi mesi, ovviamente sono anni e anni e anni di allenamenti, di sacrifici, se così vogliamo chiamarli, anche se preferisco chiamarle scelte, come la scelta di trasferirmi 3 anni fa al Centro Olimpico di Formia, e quindi iniziare questo percorso olimpico qua a Formia con un allenatore nuovo, un gruppo di allenamento nuovo, allenatore cubano tra l'altro, che era l'allenatore di quasi tutti i campioni olimpici nella mia disciplina, uomini. Nel 2019 mi sono anche operata, quindi l'anno del 2019 è andato un po' in fumo per via di questa operazione qui. Il fatto che abbiano posticipato poi le Olimpiadi ha giocato a mio favore, perché ho avuto un anno in più per prepararmi post operazione,
E lo dico sempre che essendo anche abbastanza giovane, un anno in più è sempre un vantaggio. Mi sono trovata quest'anno a dover risalire la classifica da zero praticamente, e quindi ho dovuto gareggiare tantissimo, molto più di quella a cui ero abituata. Arrivare comunque in uno stadio veramente grande e totalmente vuoto sicuramente un po' a livello emotivo fa. Ho avuto già esperienze in questi mesi gareggiando in stadi vuoti o semivuoti, o l'anno scorso, effettivamente fa. Però cerco appunto di non focalizzarmici troppo, di non guardarmi attorno, focalizzarmi sulla mia corsia e basta. Quando ancora alle elementari, no, i maestri ti chiedevano cosa vuoi fare da grande? Tutti i miei amici dicevano il dottore, l'astronauta, eccetera. E io dicevo sempre, io voglio andare alle Olimpiadi. Facevo già atletica all'epoca. Ho iniziato, poi ho un po' smesso, poi a 8 anni ho ripreso e da 8 anni in poi non ho più smesso. E tutte le volte che me lo chiedevano, il sogno, l'obiettivo, la mia risposta era sempre quella. Quindi sì, direi che ci sono riuscita, però come dico sempre, non è l'obiettivo della vita. Non è l'obiettivo della vita, perché un conto è partecipare, poi un conto è andare a medaglia, un conto è dimostrare di esserci in quel contesto. Quindi tutti mi dicono, hai raggiunto l'obiettivo? Sì, in parte. Non ho ancora messo la ciliegina sulla torta, insomma. Abbiamo la Trost, nell'atletica abbiamo Elisa Maria Di Lazzaro, triestina, trasferita a Formia, appunto abbiamo sentito la sua storia. Non è facile emergere nell'atletica a livello italiano. No. Elisa Maria Di Lazzaro è stata una sorpresa. Diciamo, mi fa molto piacere che la Di Lazzaro abbia avuto il pass per Tokyo, ma mi fa ancora più piacere che l'abbia avuto la Trost, perché è una ragazza che io conosco da diversi anni, era l'esempio, poteva essere, come dire, insomma, veramente l'esempio dell'atletica femminile italiana. Si era un po', posso dire così, insomma, persa, e ha saputo recuperare e ad avere il pass per le Olimpiadi nel 2021, altrimenti non sarebbe stata alle Olimpiadi nel 2020. Mi fa molto molto piacere vederla. Poi la sentiamo, perché vederla rigareggiare e fare quei numeri che ha sempre fatto 4-5 anni fa. Mi fa molto molto piacere. Restando all'atletica, come tecnico c'è anche Paolo Camossi, così parlando, un nome che non ha certo che bisogno... è un piemontese trasferito a Staranzano, quindi Bisiacco, di perché ha sposato sì, una grande atleta, la Gaggiada Gallina, ed è un grandissimo tecnico. Se qualcuno sa, sta allenando Jacobs, sì, il centometrista, insomma, che speriamo possa portare a casa qualche medaglia nell'atletica. Restiamo a Trieste e andiamo da Francesca Genzo, canoa velocità, l'ha intervistata Andrea Pierini. Quali emozioni per un atleta che corona un sogno? Allora, appena ho qualificato la barca non me ne sono resa molto conto di quello che avevo fatto, però adesso che ci stiamo appunto avvicinando all'evento devo ammettere che mi sto pian piano emozionando sempre di più. E dopo tutti appunto questi successi italiani da parte degli altri sport, spero che anche da parte nostra riesca a uscire qualcosa di positivo. Alle tue spalle c'è il Golfo di Trieste. Dove hai iniziato? Pensavi già ai 5 cerchi? È iniziata per gioco? È iniziata così per divertimento? Io ho iniziato a 9 anni al Circolo Marino Mercantile. Diciamo che quando ero più piccola non è che pensavo alle Olimpiadi, ho iniziato a pensarci un po' nel 2016, insomma, quando ho visto che magari ero un po' più vicina a semplicemente partecipare alla qualifica come italiana. E lì ho iniziato a capire che forse poteva piacermi farlo come lavoro, anche se non mi piace definirlo così. E l'anno scorso, quando appunto hanno rimandato le Olimpiadi, avendo avuto un anno in più per prepararmi, ho capito che forse il tutto era possibile, e quest'anno a Szeged sono riuscita a qualificare la barca e è stato veramente emozionante. Una volta che uno si ritrova lì, penso che non basti più solo dire sono andato a Tokyo. Penso che comunque sia il fatto di riuscire a fare la miglior prestazione di sempre. Se quando ho qualificato in quel momento è stata quella, adesso devo sicuramente cercare di fare qualcosa di ancora più incredibile, o almeno questo è il mio obiettivo. C'è un altro sogno che hai in questo momento? Allora, in questo momento io sto ancora studiando, quindi tra l'altro dovrei laurearmi il 21 luglio, quindi proprio prima di partire. E quindi sicuramente è quello di finire gli studi, magari cominciarne altri,
E al di là dello sport mi piacerebbe scrivere un libro e per il resto secondo me l'unica cosa che conta è essere felici, quindi E lo sai in questo momento? sì, molto. Che 2021 per lei, è la laurea, poi... Sì, volevo solo fare una battuta su questi atleti, quelli del canottaggio, quelli della vela, quelli della canoa, in particolare nella nostra regione Trieste. Questi si allenano la mattina prima di andare a scuola, poi vanno a scuola, mangiano e si allenano anche il pomeriggio. Quindi sono atleti che hanno la possibilità e la visibilità una volta ogni 4 anni, ma per arrivare lì fanno dei sacrifici non indifferenti, che i miei grandi amati calciatori certamente non hanno mai fatto. Frecciatine. No, non è la frecciatina, è così, è la realtà. Ci sono sport cosiddetti poveri, ma poveri non sono, che chiedono un grande sacrificio per arrivare a questo livello. Ripartiremo da uno sport del quale in Friuli negli ultimi anni si parla tanto, perché la Friuli è una delle patrie, parliamo di softball, ci sono davvero tante squadre, qui in Friuli ci sono stati campionati europei vinti proprio dall'Italia da poco, e allora da lì ripartiamo dopo la pubblicità. Nella prossima intervista potremo abbinare 3 figure, la figura dell'atleta, la figura del dirigente e la figura del manager, in questo caso dell'allenatore. Direttamente da Sendai, sono già in Giappone perché il torneo di softball sarà il primo a partire ancora prima della cerimonia di inaugurazione. Loro sono pronti alla sfida con gli Stati Uniti, sono le azzurre del softball, c'è anche la friulana Marta Gasparotto. Siamo partiti da Friuli. Dopo la vittoria dell'Europeo siamo rimasti in ritiro a Gradisca fino alla partenza per Tokyo. Siamo partiti con la soddisfazione del risultato dell'Europeo Friuli Venezia Giulia, che era l'obiettivo numero 1 dell'anno. L'obiettivo nostro è quello di giocare al massimo tutte e 5 le gare che ci vedrà impegnati in questi Giochi Olimpici, cercando un risultato sicuramente positivo. Anche noi usciamo da un periodo lungo di inattività, tutte le atlete si sono preparate quasi in autonomia fino a marzo, poi abbiamo avuto la fortuna di partecipare a chiamiamolo così, un tour sportivo negli Stati Uniti. Continuiamo ancora questi 10 giorni qui in Giappone a rifinire, diciamo così, la preparazione, poi pronti via, si inizia subito con gli Stati Uniti e vedremo che ne uscirà, insomma. Un sogno che finalmente si avvera dopo un anno intero che abbiamo aspettato questo momento. Finalmente è veramente bello essere qua. Sarà sì un po' strano, un po' diverso, forse non siamo abituati a giocare senza pubblico, però alla fine è sempre un'Olimpiade e noi siamo qua per raggiungere un obiettivo che è quello della medaglia, e faremo il massimo per raggiungerlo. Vincere porta sempre a vincere, come 2 anni fa quando siamo qualificate avevamo appena vinto l'Europeo, e quindi speriamo che porti bene anche quest'anno. Che atmosfera si respira? In realtà c'è un grande entusiasmo, noi quando siamo arrivati vediamo solo gente con bandiere italiane, magliette italiane da lontano, perché effettivamente noi siamo in bolla, si vive l'atmosfera da Covid purtroppo, però non abbiamo percezione che ci sia questo rifiuto da parte della gente. Se c'è una cosa particolare che avete messo in valigia? Io ce l'ho, ma non te lo dico. Anch'io uguale, non si può dire, scaramanzia. Ma una bandiera del Friuli ce l'avete? Ce l'ho io quella. La bandiera del Friuli è una fotografia che è legata a un ricordo mio di quando le Olimpiadi le ho sfiorate da arbitro, e quindi è un po' una chiusura di un cerchio. Diciamo che di sicuro quello che ci accompagna di più è il ricordo Volevo chiedervelo adesso. E quello sicuramente non serve portarlo in valigia, perché ce lo portiamo sempre con noi in ogni momento. Riferimento a Enrico Obleter, il medico, insomma, che è scomparso, il manager che è scomparso improvvisamente. Posso dire che aveva portato al trionfo nel 2019 la nazionale. E tanta bisiaccheria lì.
qua è terreno e qua è suo. terreno mio, è tanta bisiaccheria. E c'era Marta Gasparotto nella delegazione, diciamo, Friuli Venezia Giulia, contiamo anche Emily Carosone e Andrea Howard, la prima tesserata con il Friuli 81 Softball Club, Andrea Howard alla base americana di Aviano, qui che sono aggregate in Friuli Venezia Giulia, insomma, con un titolo. Io so che lei è più scaramantico degli atleti, però insomma nel softball ci sono speranze, questo sicuramente, di far bene, l'ha detto Marta sì, la Gasparotto. L'ha detto con molta franchezza, cioè anche onesta nel senso di dire che la medaglia che si aspira è quella di bronzo, perché Stati Uniti e Cuba sono fuori programma, insomma, per dire. Però abbiamo battuto le olandesi, si sono qualificate l'altro anno, già insomma si sono preparate molto bene. Io ho fiducia sia nel presidente Marcon, che avete visto lì, sì, che è una persona molto molto seria, e anche del manager che ha sostituito il povero allenatore che è morto di Covid tra l'altro 5 mesi fa, e quindi abbiamo grande speranza. Ce l'ha soprattutto il nonno che abita nel mio condominio della Gasparotto, che farà tifo per lei in maniera incredibile. Trascinante. Trascinante, sì. L'avevamo promesso, abbiamo sentito Alessia Trost, allora ecco la sua intervista passando all'atletica. Ah, bellissimo. Pronta e sono in raduno questi 10 giorni per cercare di finalizzare la preparazione, la componente fisica e la componente tecnica, e partirò il 28 luglio e niente, vediamo cosa succede. Sto bene e bisogna far quadrare le cose. Spero possa essere un punto di arrivo pensando a questa stagione e un punto di partenza pensando alla mia seconda parte di carriera. E ho 28 anni, non sono più una ragazzina dal punto di vista sportivo. Spero insomma che da qui in avanti le cose possano essere più semplici, più organizzate, e che insomma la mia vita sportiva possa darmi delle soddisfazioni. Se penso a questa stagione, la qualificazione è stata una soddisfazione, sarà bello gareggiare alle Olimpiadi. Gioia. Adesso mi sento rientrata nelle mie scarpe, ecco, forse questa è la sensazione, è la parola giusta per descrivere la sensazione. Vado in pedana e sento che è roba mia e lo faccio a modo mio, e spero sia la chiave per portare a casa anche dei risultati. Se un anno fa mi avessero detto che ero qualificata per le Olimpiadi, a questo punto avrei messo firma su carta bianca. Per me è stato decisamente un anno in più, un'opportunità in più, un anno utile. È stato l'anno scorso, non so, forse potremmo tagliarlo col coltello sportivamente parlando. Io ho chiuso la mia stagione a luglio, ho fatto 3 gare, ho deciso di ricominciare, però avevo capito che per come stavano le cose, per come era organizzata dal punto di vista professionale, sarebbe stato difficile qualificarsi per un'Olimpiade se ci fosse stata. E è stata un'opportunità, un anno in cui ho imparato tantissimo, nonostante appunto abbia 10 anni di esperienza sportiva alle spalle. Se si può dire, c'è qualcosa di speciale che metterai in valigia? Me la sto ridendo internamente in questi giorni, perché siamo 2 saltatrici italiane qualificate per Tokyo, io e Elena Valortigara, e noi non vedevamo l'ora di vivere questa esperienza insieme. Condividiamo stanze da quando abbiamo 16 anni. Stavo pensando che forse dovrei mettermi dei ferri da maglia in valigia, perché Elena, quando andiamo alle gare, usa come antistress fare la copertina, no? Io non sono assolutamente il genere di persona, però siccome mi hanno detto che passeremo tanto tempo in stanza, ho detto forse potrei imparare qualcosa. Alessia Trost, possiamo definirla insomma un'altra delle veterane, giovane ma dico atleta ormai da anni a livelli altissimi. Per quanto riguarda le Olimpiadi, un altro esordiente invece è l'udinese Matteo Restivo. Bravo nel anche nuoto, questo. tra l'altro è stato il primo sportivo italiano a vaccinarsi, se ne è parlato tanto anche per questo, annata difficile anche per lui a causa di un incidente. Anche qui insomma l'anno che è passato ha portato, insomma, diciamo che ha rovinato un po' i piani di Restivo, ma alle Olimpiadi ci sarà, l'abbiamo sentito.
Gli obiettivi sono quelli di cercare di replicare quanto fatto a Sette Colli e possibilmente migliorare, perché comunque avendo appunto centrato la qualifica più o meno a una distanza di un mese e mezzo dall'Olimpiade, sarà difficile ritrovare le migliori condizioni, però diciamo un palcoscenico che si presta a imprese, quindi ci proviamo. Credo che sia sotto gli occhi di tutti che la prevenzione è l'unica arma vera che abbiamo fra vaccini, distanziamento e quant'altro, quindi se hanno deciso che serve, probabilmente perché serve e quindi ben venga. Lo spostamento delle Olimpiadi dell'anno scorso a quest'anno ha cambiato in qualche modo la preparazione? Ha un po' scombinato il tutto perché la stagione 2019-2020, quella che poi doveva terminare con le Olimpiadi, era partita con le premesse e i presupposti per essere veramente una stagione da protagonista, o comunque in cui mi sarei potuto giocare sicuramente con una motivazione, una probabilità diversa l'accesso alla finale olimpica, perché comunque avevo praticamente sfiorato il tempo già a dicembre, il tempo limite già a dicembre, quindi all'inizio della stagione, quasi in maniera inaspettata, ero molto motivato. Dopo di quello, a gennaio ho avuto un incidente in motorino, in scooter, mi hanno praticamente falciato con la macchina e quindi da lì in poi c'è stato il lockdown, io ho fatto un po' di fatica a riprendermi sui miei standard, questa stagione è partita un po' appunto zoppa, diciamo. Ho dovuto preparare i campionati, cioè il trofeo Sette Colli a Roma per l'ultima chance di qualifica, e avendo puntato a quella, ora, come dicevo, ripetere un'ottima prestazione alle Olimpiadi sarà difficile. Bravo. Anche qui Sport e Studio, è studente in medicina e avevamo appunto detto, era stato il primo sportivo italiano a vaccinarsi e anche a fare da testimonial, insomma, in questo Bravissimo. senso. Anche lui, mi fa piacere anche di lui che è riuscito a prendere il pass nell'ultima occasione, ha avuto costanza, si è ripreparato, ha superato i problemi che abbiamo sentito, quindi complimenti, ed è giusto che vada a Tokyo. È informissima, lo diciamo noi, l'ho detto che sta bene, poi non si sbilancia, però insomma lo dice il titolo italiano che ha appena vinto, mountain bike cross country da Castelnuovo del Friuli, Nadir Colledani, eccolo. Ormai ci siamo quasi, è stato un percorso lungo, più questa situazione mondiale del Covid non ha facilitato le cose, però siamo qua, ce l'abbiamo fatta e tra poco si parte. Io personalmente sto vivendo un ottimo stato di forma, è la mia prima esperienza e avrò magari meno pressione rispetto ai miei compagni, però, perché sono il più giovane, però non vorrò andare là per fare appunto solo esperienza, vorrò già dimostrare e scoprire le mie carte in un percorso che già conosco, quindi darò tutto per portare a casa il massimo, ecco. È un percorso moderno, diciamo molto artificiale. Noi italiani, avendolo già provato nel 2019, secondo me sarà un vantaggio, perché andremo lì solo 6 giorni prima e ci sarà pochissimo tempo, quindi chi non l'avrà provato prima avrà un po', gli ci vorrà qualche giro in più. Ecco. È stato comunque un anno perso nella mia crescita a livello di carriera, perché a 24 anni perdere un anno di gare, esperienza, però dall'altra parte mi sono riconosciuto, ho capito tante cose, mi sono comunque concentrato e mi sono dato degli obiettivi e sono riuscito a migliorare nonostante i lunghi periodi in casa, perché noi anche appunto ciclisti non potevamo nemmeno allenarci fuori, perché niente, si era accanito tutto questo mondo delle persone che utilizzavano la strada contro di noi, che sembrava che potessimo andare in giro liberamente, in realtà stavamo semplicemente facendo il nostro lavoro. Dall'altro lato io ero appena diventato papà, quindi sono riuscito a stare con la mia piccolina per 5-6 mesi e con mia moglie, insomma, a stargli vicino, aiutarla, quindi la pandemia a me mi ha dato cose positive e cose negative, sicuramente ne sono uscito più forte. Ecco. C'è qualcosa di speciale che metterai in valigia? Non lo so, io comunque ho una bici personalizzata che porta il nome della mia Italia, qualche cosa che la squadra mi ha regalato, quindi è già una cosa una sorpresa che mi hanno fatto e che porterò con me di speciale là. Ci
Sarà colui che è Luca Braidot e poi restando al ciclismo, ma su pista Jonathan Milan, per citare anche insomma gli atleti che poi per diverse ragioni non siamo riusciti Braidot a era sentire la già a vigilia Rio di de questo Janeiro ed è appuntamento. arrivato settimo. Vero? 5 anni fa. Vero, Quindi vero, speriamo vero. anche di lui qualcosa. Un bel personaggio, Nadir Koledar, mi ha fatto Molto bel piacere personaggio. conoscerlo, un ragazzo che mi ha colpito, insomma, per simpatia, semplicità, ambizione, così. In bocca al lupo anche a lui. Anche come uomo. Sì, è vero. Allora, Giovane. un'ultima pausa pubblicitaria e poi torniamo. In ogni parte di questa trasmissione abbiamo inserito anche una figura diversa appunto da quella dell'atleta. L'aveva anticipato prima il presidente del CONI regionale Brandolin, che c'è anche una figura speciale, responsabile sanitario della spedizione paralimpica, quindi partirà il 15 agosto, ma insomma è già focalizzata ovviamente sull'appuntamento. Stiamo parlando della dottoressa Emiliana Bizzarrini, che lavora al Gervasutta in unità spinale, ma ci ha raccontato anche come è arrivata a questo incarico che ricopre, quindi a questa esperienza olimpica. L'esperienza estiva è sicuramente la prima esperienza, sarà un'esperienza a più ampio respiro, quasi 260 persone coinvolte nella delegazione. Quindi sicuramente è un'emozione più grande. È stata una preparazione molto impegnativa per diversi motivi, ovviamente anche per la pandemia, e quindi ci stiamo preparando ormai da mesi. È un'esperienza che io ho iniziato circa 20 anni fa, proprio avvicinandomi al mondo della disabilità, iniziando con le classificazioni funzionali che appunto classificano gli atleti con disabilità in base al loro potenziale di attività, quindi vedere un po' la disabilità, diciamo così, in senso positivo. E poi ho iniziato appunto con le visite di idoneità per l'atleta disabile. Abbiamo aperto un ambulatorio di medicina dello sport dedicato solo alla persona con disabilità nel 2001, che attualmente è l'unico a livello regionale, quindi conoscendo pian piano gli atleti, avvicinandosi a questo mondo che in realtà ha un potenziale grossissimo, e per questo è davvero, diciamo, dal punto di vista lavorativo entusiasmante. Sono entrata una decina d'anni fa nel Comitato Italiano Paralimpico, dapprima come formatore, poi come classificatore a livello internazionale, soprattutto per il basket in carrozzina. Io credo molto ovviamente nel lavoro, nella professionalità, nel costruire comunque l'equipe sanitaria. Ricordo che alla scorsa Paralimpiade, quella invernale, era stato definito l'effetto team, no? Comunque l'effetto di chi supportava gli atleti e creava in qualche modo un percorso forse un po' così, tra virgolette, facilitato verso così dei risultati magari che si possono raggiungere. Ecco. Ovviamente ci saranno dei medici, ci saranno dei fisioterapisti e degli infermieri. C'è qualcosa di speciale che metterai in valigia? Sicuramente un portafortuna di mia figlia lo devo mettere in valigia. Un'altra figura di cui essere orgogliosi, perché... Molto, di essere orgoglioso di lei, del suo staff e dell'istituzione Gervasutta, che è un unicum a livello non solo regionale e nazionale, quindi dovremmo essere tutti orgogliosi. Abbiamo accennato in apertura ai dati complessivamente, allora rifacciamo i conti, 17 atleti. Sì, tra ragazzi e ragazze. Esatto, tra gli atleti, insomma, tra quelli che non abbiamo potuto sentire c'è anche Stefano Tonut, ultimo a qualificarsi con l'Italbasket, che ci ha dato un'emozione straordinaria. È una regione baschettara, abbiamo sempre avuto atleti, gli ultimi nostri, non so, penso Mian, che ha vinto l'ultima medaglia d'argento che abbiamo alle Olimpiadi non mi ricordo dove, per dire mi auguro che Stefano ci porti anche qualche medaglia, perché ciò che hanno fatto a Belgrado 15 giorni fa mi sembra un qualcosa di straordinario, quasi come
la nostra amata nazionale di calcio. Nel sollevamento pesi Mirko Zanni, che Sì, insomma è un talento che ha proprio. già raggiunto ottimi risultati a livello internazionale, che sarà esordiente a livello olimpico appunto a Tokyo 2020. Noi continuiamo a chiamarla così. Sì. Per chiudere anche con i tecnici, poi c'è anche Matteo Bisiani come tecnico nel tiro con l'arco, c'è Valentina Turrisini, che è un'istituzione oro più volte olimpico. Direttore tecnico nel tiro a volo, nel judo c'è come tecnico Raffaele Toniolo, e così insomma li abbiamo citati tutti. Abbiamo aperto con una delle capitane, un'altra capitana è sicuramente Mara Navarria nella scherma, e allora siamo andati a trovarla in ASU nel giorno in cui ho incontrato l'assessore regionale Gibelli. Sicuramente Tokyo si è fatta aspettare. Queste Olimpiadi per me sono come una ripresa, un rincominciare. Arrivo con un'esperienza, con un anno in più, io la vedo da questo punto di vista. Per me è stato un anno anche di traslochi, di transizioni. Samuele ha cambiato scuola, ci siamo ritrasferiti in Friuli, ho completato le lezioni di un master in cui mi laureerò i prossimi mesi. Il mio obiettivo non è cambiato, punto sempre al top, al meglio, mi sono allenata tanto su diversi aspetti, ho completato quello che è l'allenamento mentale con Alessandro Vergendo e Rosarita Gagliardi sulla respirazione. Con mio marito Andrea Lococco ho perfezionato sulla preparazione fisica alcune cose che magari erano rimaste indietro, e quindi ho colto l'occasione per migliorarmi. E in pedana, grazie al mio maestro Roberto Cirillo, che quest'anno si è mezzo trasferito qua a Udine, all'ASU, e mi ha permesso di completare la preparazione dal punto di vista tecnico, quindi io mi aspetto di divertirmi tanto. Hai preparato qualcosa? Tuo figlio ti ha preparato qualcosa? Nella mia sacca non ho levato la bandiera del Friuli, che mi porto sempre in giro con me come tutte le gare. Samuele mi darà qualcosa, sì, però mi dice che me lo darà a ridosso della partenza. Poi tra l'altro lui lunedì inizia appunto Estate Ragazzi a Carlino, che è il centro estivo che aspetta. Altri pensieri, insomma. È il centro estivo che aspetta con ansia dalla fine della scuola. So che il mio fondo pedana è pieno di gente. Io ho portato la bandiera in giro del Friuli da quando sono piccola, ho fatto la foto dalla muraglia cinese a Rio de Janeiro con la bandiera, però ultimamente mi è venuto in mente anche da quando mi sono trasferita qua, ma perché non valorizzare appunto la nostra regione? Sono partita da Carlino, ho creato questa rubrica che si chiama Io i Baceseme, è giovedì a casa mia, all'inizio su Instagram, poi anche su Facebook e su Twitter, per far conoscere sì il mio paese dove sono cresciuta e appunto la nostra regione. Bravo. Un atleta, una mamma, una persona con la quale puoi parlare veramente di tutto, oltre ad essere atleta su altissimi livelli. È testimonial del Friuli Venezia Giulia, lei, ufficialmente. Sì. E anche qui, insomma, le speranze ci sono, non diciamo di più, però sicuramente è una delle atlete di punta della delegazione, insomma, della quale stiamo parlando questa sera. Ci ha anche parlato di questa rubrica che cura, è curioso, anche interessante sentire anche della preparazione particolare che ha fatto in pedana e con l'apnea abbinata, e mi diceva fuori onda che le ragazze del softball, così, che c'entra vagamente. No, ma c'entra perché... Voglio dire, si sono attrezzate a scaricare la tensione, eccetera, non nelle vasche di ghiaccio che non avevano a Gradisca, ma nelle acque fredde dell'Isonzo di Gradisca. E quindi anche questo è un aneddoto che penso porti buono. Bravissima la Navarria. Permettetemi di dire che abbiamo sentito dei ragazzi e delle ragazze, prima di tutto intelligenti, educati, che si divertono con lo sport e che prendono seriamente la loro attività. Ma dei begli esempi, diciamo, anche dei testimonial proprio di una... Sì. Quindi sono molto orgoglioso di queste ragazze e di questi ragazzi, devo dire la verità. Dovremmo essere tutti. Sarà alla quarta Olimpiade, tra l'altro citiamo anche Michela Battistoni, in bocca al lupo anche a lei, parlando della nazionale italiana di scherma, perché ci sarà appunto anche lei a Tokyo. Ora torniamo in vasca, in piscina, in piattaforma in questo caso, perché parliamo di una tuffatrice che è alla quarta Olimpiade, insomma la guarda e l'aspetta con uno sguardo più disincantato e con tanta voglia di godersela al 100%. Noemi Batchi. Sicuramente mi fa sentire, diciamo, matura, perché
non me l'aspettavo di essere così longeva e mi fa molto piacere perché ogni Olimpiade è stata diversa e sicuramente questa vissuta in queste condizioni mi mancava, quindi non sarà una cosa già vissuta e sarà interessante e speriamo di cogliere il meglio possibile. Qual è stato il segreto di questa longevità? Nel mio caso è non accontentarsi mai. Io sono una perfezionista e ho sempre ricercato il miglioramento in termini di risultato e in termini anche di atteggiamento personale nel vivere l'esperienza di gara. Non sono mai riuscita a fare una gara come giusto che sia, al 100% soddisfatta. Questa occasione in particolare è una rivincita per Rio che sono arrivata infortunata e quindi non volevo chiudere la mia carriera con una gara sottotono e sono molto contenta di essermi ripresa. Carriera ricchissima di soddisfazioni la tua. Questa Olimpiade cosa chiedi? Questa richiede molta maturità perché è ovvio che a 33 anni non sono più quella che ero a 20 anni, quindi bisogna accettarlo. Le mie avversarie sono delle ragazzine che sono alte, mi arrivano alla spalla, pesano metà di me e hanno la metà dei miei anni. Io sono lì per dimostrare a me stessa che comunque posso ancora fare la mia bella figura e voglio godermela a pieno. A chi vuoi dire grazie? L'arrivare qui non è soltanto merito delle persone che hanno lavorato con me quest'anno, ma nei 20 anni precedenti. Quindi sicuramente la mia famiglia, mia mamma, che era la mia prima allenatrice fino a 4 anni fa, e poi tutto il team che invece mi sta seguendo qui a Roma, nel centro federale. Devo ringraziare in particolare il centro sportivo dell'Esercito perché senza il supporto costante negli ultimi 15 anni non avrei potuto lavorare con serenità. Ti porterai qualcosa? Ma forse per la prima volta no. Forse per la prima volta parto libera da qualsiasi legame con quello che è stato qui, vado lì e mi creo la mia scaramanzia sul momento, cioè quello che mi farà stare bene al momento lo terrò con me il giorno della gara, però voglio essere proprio libera da pensieri. Vi abbiamo presentato tante storie, tanti approcci diversi, tante ambizioni diverse, ma comunque ambizioni, non è solo medaglia, ce l'ha detto Noemi Bacchi, migliorarsi in base a quello che è anche la propria fase della vita, di quadriennio in quadriennio e trovare sempre la motivazione, un lavoro anche mentale importantissimo. Li abbiamo conosciuti tutti, quelli che abbiamo potuto raggiungere, li abbiamo citati, quelli che non abbiamo appunto sentito direttamente e chiudiamo con il suo in bocca al lupo, Presidente, con un arrivederci perché li aspettiamo tutti ovviamente a rientro, li aspetta il CONI regionale, li aspettano i tifosi che li guarderanno in TV. Allora, prima di tutto li aspettano tutti gli sportivi della regione, poi d'accordo con il Presidente Federica ovviamente faremo come ogni volta un grande saluto dell'intera rappresentanza politica della regione che è il Consiglio regionale, dove alla fine delle Paralimpiadi chiameremo tutti questi nostri testimonial che sono stati a Tokyo proprio per testimoniare a loro la riconoscenza del nostro territorio. Ci saranno insomma tante notti insonni per chi vorrà vedere queste Olimpiadi ovviamente live con il fuso orario, tanti atleti per i quali tifare. Grazie al Presidente del CONI regionale per essere stato con noi. Io non faccio gli scongiuri e basta, non dico niente. Basta, solo dita incrociate, cerchi incrociati. Sì, non posso fare i cerchi scaramantici che facciamo noi balloneri, ma insomma tutti hanno capito cosa facciamo. Niente balloneri stasera. Niente balloneri stavolta. Grazie a voi per averci seguito, grazie a Fabio Di Bernardo con Paolo Bassi in regia. Buona serata a voi.